Eccoci pronti per questa nuova edizione del nostro TG. In apertura, come di consueto, il bollettino della Regione Calabria sui nuovi casi di coronavirus in regione. Le persone positive sono 817, 22 in più rispetto a ieri, 14 in rianimazione. Il punto. In Calabria ad oggi sono stati effettuati 12.133 tamponi. Le persone risultate positive al coronavirus sono 817 più 22 rispetto a ieri. Quelle negative sono 11.316. Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro 56 in reparto, 7 in rianimazione, 74 in isolamento domiciliare, 12 guariti, 21 deceduti. Cosenza 54 in reparto, 2 in rianimazione, 162 in isolamento domiciliare, 6 guariti, 17 deceduti. Reggio Calabria 33 in reparto, 5 in rianimazione, 177 in isolamento domiciliare, 15 guariti, 11 deceduti. Vibo Valencia 8 in reparto, 47 in isolamento domiciliare, 1 guarito, 4 deceduti. Crotone 19 in reparto, 78 in isolamento domiciliare, 3 guariti, 5 deceduti. I soggetti in quarantena volontaria sono 8.413 così distribuiti. Cosenza 2.833, Crotone 1.346, Catanzaro 1.345, Vibo Valencia 557, Reggio Calabria 2.332. Le persone giunte in Calabria che ad oggi si sono registrate al sito della regione sono 13.462. Nel conteggio sono compresi anche i 2 pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro. Intanto non ce l'ha fatta il paziente 1 calabrese, il dializzato di Cetraro, poi trasferito a Cosenza, guarito da coronavirus e ieri purtroppo deceduto in ospedale, dove era stato trasferito in UTIC, quindi in un altro reparto per problemi cardiaci. Il tampone post mortem ha evidenziato nuovamente la positività al virus. Vediamo. Era guarito dal coronavirus, i tamponi infatti erano negativi, ma è deceduto a causa di una tromboembolia polmonare. È la triste storia del primo paziente calabrese risultato positivo al Covid-19. Aveva 69 anni ed era giunto a Cetraro il 23 febbraio scorso da un paese dell'Odigiano, in quei giorni zona rossa. Faceva terapia dialitica a Casal Pusterlengo, ma prima che esplodesse il contagio aveva fatto richiesta per effettuare la dialisi nell'ospedale di Cetraro. Quando arrivò insieme alla moglie nel centro del terreno cosentino, in ospedale effettuarono il tampone che risultò positivo. L'uomo era asintomatico ma doveva effettuare la terapia dialitica. Il 3 marzo scorso ci recammo in ospedale dove il direttore sanitario Vincenzo Cesario ci mostrò la stanza dove il 69enne faceva dialisi. Eccola, un ambiente separato dagli altri pazienti dializzati. In quell'occasione riuscimmo anche a parlare con la moglie dell'uomo. Il 69enne non aveva sintomi, continuava a recarsi in ospedale per effettuare la dialisi e poi tornava a casa. Il quadro clinico dell'uomo però era complesso, così successivamente era stato trasferito all'Annunziata di Cosenza. Pochi giorni fa la notizia rassicurante: i tamponi avevano dato esito negativo. Non era tornato a casa ma era stato trasferito in cardiologia per l'impianto di un pacemaker, intervento che però non è stato effettuato. Le sue condizioni sono precipitate, aveva difficoltà respiratorie, è stato quindi intubato e sottoposto a nuovo tampone. È stato trasferito in rianimazione dove purtroppo è deceduto. I 2 tamponi nasali sono risultati negativi, quello faringeo invece aveva una bassissima carica virale. Insomma, anche se in forma lieve, l'infezione c'era. Potrebbe dunque aver contagiato i sanitari e gli altri pazienti? Secondo chi ha avuto in cura il 69enne è una possibilità remota, vista proprio la bassa carica virale riscontrata, ma l'attenzione è massima. A Marano Marchesato restiamo nel Cosentino, un caso di coronavirus ha portato davvero scompiglio, necessario l'intervento del sindaco che ha rassicurato i cittadini e raccomandato: restate a casa. Vediamo. Cari concittadini, volevo fare un attimo di chiarezza su questo caso di positività che noi abbiamo avuto qui sul nostro territorio del comune di Marano Marchesato.
Volevo dire a tutti quanti voi di non allarmarsi nessuno, in quanto la situazione è sotto controllo, sono già intervenuti i medici preposti per tamponare questa situazione. Volevo dire a tutti quanti voi che sentite i medici di base delle rispettive famiglie di chi ha avuto contatto con il paziente risultato positivo che stanno bene, quindi finiamola di scrivere su questi social tante cretinate. Quindi la famiglia chiede rispetto per quello che stanno già subendo, non c'è bisogno ulteriormente di creare ulteriori problemi. Quindi vi volevo rassicurare che la situazione è sotto controllo, sono stati preposti anche dei tamponi per quanto riguarda le persone che sono state a contatto con la persona risultata positiva, sono state attivate le misure di quarantena per tutti, quindi vi chiedo ancora una volta di collaborare restando tutti a casa. Non suscitiamo ulteriori allarmismi perché non è né il caso e né il momento. Vi chiedo la collaborazione ancora da parte mia e di tutta l'amministrazione a rimanere a casa, l'unico modo per evitare questi contagi. Vi farò sapere al più presto se ci saranno delle novità, mi auguro di no, però continuiamo a stare a casa. Intanto il sindaco di Cassano allo Ionio, Gianni Papasso, in una comunicazione indirizzata all'azienda sanitaria provinciale di Cosenza ha chiesto i tamponi sia per i dipendenti comunali e sia per gli amministratori della città. Il primo cittadino, a sostegno della sua richiesta, ha evidenziato che a Cassano si è verificato un caso di positività al Covid-19 per cui si ritiene necessaria l'adozione di ogni misura idonea a evitare la diffusione del contagio. E ancora per i sindaci in prima linea, a Reggio è toccato a Giuseppe Falcomatà, quindi al sindaco, fare chiarezza sui dati diramati dalla Protezione Civile e dall'ospedale metropolitano, dati contrastanti che hanno allarmato anche qui i cittadini. Falcomatà ha chiarito la vicenda e chiesto maggiori dettagli sui contagiati. Vediamo. I telefoni del comune di Reggio Calabria non hanno smesso di squillare ieri dopo i dati discordanti sui nuovi casi da Covid-19 diramati dalla Protezione Civile, che faceva registrare un +15 su Reggio, dati smentiti dai bollettini del grande ospedale metropolitano e dall'azienda sanitaria provinciale. Ieri nella sola città dello Stretto sono stati effettuati 210 tamponi. I risultati? 0 nuovi contagiati. È una notizia molto bella, è una notizia molto importante, è una notizia molto positiva, ma soprattutto è una notizia che è confermata. E allora però io a questo punto chiedo chiarezza alla Protezione Civile regionale, perché non si può gettare nel panico, nello sconforto per diverse ore un intero popolo che legge la notizia della giornata con il picco massimo dei contagi da quando è iniziata la pandemia, e poi vede che questa notizia viene puntualmente smentita da quelli che sono i dati raccolti sul territorio reggino. Serve chiarezza per i cittadini, perché i cittadini devono avere conoscenza dei dati reali, perché serve anche a una nostra tranquillità, ma soprattutto perché la giornata di ieri, con questi dati contrastanti, rischia di minare la credibilità delle istituzioni. Il primo cittadino di Reggio Calabria va oltre e dice: non basta sapere il numero dei contagiati. Noi abbiamo bisogno di capire in quali comuni risiedono questi nuovi contagiati, perché un dato, faccio un esempio, di 10 nuovi contagi nella città di Reggio Calabria potrebbe significare tutto, ma potrebbe significare nulla. 10 contagiati in un solo comune hanno un effetto, potrebbero essere sintomatici di un rischio focolaio. 10 contagi distribuiti nei 97 comuni della città metropolitana di Reggio Calabria sono evidentemente un dato prossimo allo zero. Quindi non ci basta più sapere quanti sono, ma anche come sono dislocati nei vari comuni della città metropolitana, peraltro come avviene anche nelle altre regioni.
7 infermieri aggrediti verbalmente offesi in ospedale a Cetraro, siamo nel Cosentino, hanno presentato un esposto contro un medico in servizio che li avrebbe insultati. A darne notizia il presidente dell'Ordine degli infermieri, Fausto Sposato. Vediamo. 7 infermieri dell'ospedale di Cetraro hanno presentato un esposto contro un medico che li avrebbe aggrediti e insultati, accaduto presso l'unità operativa di pneumologia Covid allocata nell'ex reparto di lungodegenza del presidio ospedaliero. Gli infermieri hanno raccontato che dopo aver detto al medico che non vi erano adeguate condizioni igienico-sanitarie all'interno del reparto, sarebbero stati chiusi senza dispositivi di protezione individuali in un reparto sporco. Il medico li avrebbe insultati dicendo: "Siete qui solo per rubare lo stipendio". Sulla vicenda interviene il presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche della provincia di Cosenza, Fausto Sposato. Quanto successo a Cetraro è un episodio gravissimo, veramente al limite del paradosso. Questa mattina abbiamo inviato come ordine professionale una comunicazione alla Presidente della Regione Santelli, al commissario il generale Cotticelli, al commissario straordinario dell'ASP di Cosenza e all'Ordine dei Medici, perché non è più possibile tollerare degli episodi di poco rispetto, episodi che francamente non fanno bene né all'azienda né agli operatori e soprattutto ai reggenti, ai pazienti che in questo momento hanno bisogno di essere rassicurati. Noi siamo professionisti seri che non abbiamo fatto nessun passo indietro anche in questo momento di criticità, dove mettiamo anche a repentaglio la nostra stessa salute, la nostra salute e quella dei nostri familiari. Nessun passo indietro, però meritiamo rispetto, vogliamo rispetto, perché siamo professionisti, ci prendiamo le nostre responsabilità, ma non siamo alle dipendenze di nessun altro professionista. Abbiamo la nostra autonomia, sia chiaro. Lo dice il nostro profilo professionale 739 del 94, che dice che l'assistenza generale è di competenza infermieristica. Ancora oggi però purtroppo assistiamo ad atteggiamenti che cercano di intimidire quelli che sono i professionisti infermieri e a soggettarli a dinamiche, ad azioni, ad atteggiamenti che francamente fanno solo il male della sanità calabrese, già in crisi di suo. Più di 1000 le persone multate in provincia di Cosenza per aver violato le disposizioni in materia di coronavirus. Il bilancio dei controlli reso noto dalla prefettura di Cosenza. Vediamo. È il Palazzo del Governo, la Prefettura di Cosenza, a tracciare il bilancio dei controlli delle forze dell'ordine. Cittadini disciplinati nel restare a casa, non proprio dai numeri evidenziati dal prefetto. Più di 1000 le persone multate. 13 marzo fino al 6 di aprile sono state controllate 53.408 persone. Fino all'entrata in vigore, lo sapete, il 26 marzo del nuovo decreto legge del governo, 1265 persone sono state denunciate per l'articolo 650 del codice penale, che praticamente è una sanzione di carattere penale, una sanzione importante, eccetera. Però dal 26 marzo, quindi dal 26 marzo al 6 aprile, sono state sanzionate 715 persone. Sono state sanzionate perché? Perché non hanno rispettato quelle che sono le prescrizioni, cioè una giustificazione valida per l'uscita dalla propria abitazione, e poi ne sono state denunciate altre a un altro numero, 95, perché è vero che hanno fatto l'autodichiarazione, però praticamente non hanno reso delle dichiarazioni vere, quindi sono dichiarazioni false, e quindi anche questo è sanzionabile penalmente. A rispettare invece le prescrizioni gli esercizi commerciali, il periodo di riferimento compreso tra il 13 marzo e il 6 aprile. Gli esercizi commerciali che sono stati denunciati per il 650 ne vedo solo 6. Quelli che invece hanno preso sanzioni amministrative, solo 8. Per la Pasqua che si avvicina, sarà pare baciata dal sole, il prefetto raccomanda restate a casa e fa sapere controlli delle forze dell'ordine rafforzati. E adesso parliamo di Vibo, perché nel Vibonese scatteranno i provvedimenti per le 20 persone che ieri hanno partecipato alla Messa delle Palme. Vediamo.
Le segnalazioni arrivano da più parti, nonostante i divieti per contenere la diffusione del coronavirus. In alcune chiese della Calabria sarebbero state celebrate delle messe alla presenza di fedeli che a quanto pare non vogliono rinunciare alle celebrazioni religiose, soprattutto durante la settimana santa, sottovalutando però i rischi di tali comportamenti. È vero che molte parrocchie si sono organizzate trasmettendo con dirette Facebook le funzioni religiose alla presenza del solo celebrante, ma purtroppo in alcune chiese il divieto è stato aggirato. Ecco cos'è accaduto nella chiesa di Santa Barbara di Filadelfia, piccolo centro del Vibonese. Durante la messa della Domenica delle Palme, fedeli in fila per prendere la comunione dalle mani del sacerdote. Tutto ciò in barba alle disposizioni impartite dal vescovo e ai divieti imposti dalle normative regionali e nazionali. Le immagini hanno fatto il giro del web. La vicenda ha creato allarme ed è stata denunciata anche dal sindaco della cittadina del Vibonese, Maurizio Denisi, il quale ha reso noto che non appena visionati i video, le autorità di polizia municipale hanno adottato tutti i provvedimenti previsti dai decreti ministeriali per il contenimento del Covid-19. Che dire, basterebbe un po' di buonsenso ed evitare comportamenti che possono mettere a rischio la propria vita e quella degli altri. Calabria in testa alla classifica dell'Istat su un'indagine che riguarda le famiglie senza personal computer e tablet, a rischio lo smart working e le lezioni a distanza. Vediamo. Mentre pochi giorni fa il Ministero dell'Istruzione ha stanziato 70 milioni di euro per l'acquisto di tablet e computer, sostenendo così la didattica a distanza, soprattutto per le famiglie meno abbienti, l'Istat bacchetta il Mezzogiorno ed in particolare Calabria e Sicilia, che guidano la classifica per la percentuale di famiglie senza PC o tablet. Bene, nella nostra regione, pensate un po', è del 46% la percentuale dei nuclei familiari, con un numero di computer insufficiente rispetto al numero di componenti. Lo rileva l'Istat nella ricerca spazi in casa e disponibilità di computer per bambini e ragazzi. Dunque, alle nostre latitudini, 4 famiglie su 10 non hanno dispositivi come computer e tablet, un dato che deve far riflettere non solo nell'era digitale, ma soprattutto in questo lungo periodo di quarantena forzata, dove governo ed imprese, oltre alla scuola, favoriscono smart working e didattica a distanza obbligatoria. Non è concepibile che la situazione sia questa, anzi bisogna investire di più nei confronti di famiglie numerose e giovani generazioni che saranno il futuro del nostro paese. Risorse concrete per sostenere le imprese in questo momento di difficoltà. Le ha messe in campo la Camera di Commercio di Cosenza, varando un piano per dare risposta al tessuto imprenditoriale cosentino. Vediamo. Si chiama #Ripartiamo Insieme ed è un bando approvato d'urgenza dalla Giunta della Camera di Commercio di Cosenza, condiviso anche con il Consiglio, con l'obiettivo di sostenere le imprese cosentine in questo momento di forte crisi di liquidità. Con 3,5 milioni di euro rifinanziabili fino a 6 milioni è stato deliberato lo stanziamento di risorse più imponente della sua storia, sperando di poter così facilitare l'accesso al credito al maggior numero possibile di imprenditori che si stanno trovando a dover fronteggiare una terribile emergenza finanziaria oltre che sanitaria. La misura varata dalla Camera di Commercio consentirà a chi ne farà richiesta di ottenere un contributo a fondo perduto fino a un massimo di 10.000 euro per coprire gli interessi derivanti dall'accensione di prestiti per importi entro i 100.000 euro con durata fino a 60 mesi. Tutto il tipo delle imprese, dall'artigiana all'agricoltura, ai servizi, al commercio, all'industria, ai trasporti, al turismo, tutte le tipi delle imprese, dalla più piccola alla più grande, fino a 100.000 euro e fino a 10.000 euro che noi paghiamo gli interessi. Un finanziamento che si può fare fino a 60 mesi, quindi a 5 anni, e con pagamento mensile, trimestrale e semestrale. Cosa deve fare l'impresa? L'impresa non farà altro che andare dalla sua propria banca, chiedere il finanziamento di una liquidità, non deve avere una motivazione per poterlo fare sulla liquidità, quindi l'impresa può farci quelle che vuole, può pagarci le tasse, può pagarci il FIT, può pagarci i dipendenti, può fare investimenti, può comprare altre scorte, è libero di fare quelle che vuole. Una volta che la banca gli ha approvato il finanziamento, e la banca in questo momento ha, come previsto dal decreto 125,
ha la fiduzione e gliela dà Mediocredito Centrale, quindi lo Stato gli dà la fiduzione fino all'80%, che in questi giorni noi ci aspettiamo da indicazioni che arrivano da Roma e che può essere elevata fino al 90%, quindi c'è la copertura totale dell'intero finanziamento. Una volta ottenuto questo finanziamento della banca, basta portare il contratto e portare la rendicontazione degli interessi e la tracciabilità del finanziamento che è sul proprio conto corrente, presentare in un modo semplice, e qua devo dire è stato predisposto sia da tutte le associazioni sia dagli ordini commercialisti, ma la stessa ABI, una modifica abbastanza semplice anche da casa, inviare questa documentazione. La Camera di Commercio in tempi abbastanza ristretti è stato fatto un tavolo di emergenza dove ci sono dentro tutto, e c'è anche la segreteria di presidenza per controllare se tutto ciò funziona, se tutti gli attori che abbiamo messo una firma a questa collaborazione poi funziona in termini velocissimi. Se sono con la documentazione a posto, se la Camera ha fatto i dovuti accertamenti che sono previste dal DURC ad altre caratteristiche, come ogni bando pubblico si deve fare, viene liquidato. Quindi i termini di più o meno nei 15 giorni, 20 giorni, già liquidiamo l'intero monte interesse in un'unica soluzione. E i carabinieri della compagnia di Taurianova hanno arrestato per tentato omicidio aggravato un 31enne del Mali. L'uomo ha aggredito con un bastone un connazionale nella baraccopoli in cui entrambi vivevano. Vediamo. Un violento litigio all'interno della baraccopoli di Taurianova tra due extracomunitari, bilancio un 31enne ferito in modo grave. È accaduto ieri pomeriggio. Daouda Silla, 31 anni, regolare sul territorio italiano, proveniente dal Mali, ha aggredito un suo connazionale coetaneo, colpendolo violentemente con un bastone in più parti del corpo. L'aggredito, che ora si trova in rianimazione a Reggio Calabria, è caduto sanguinante a terra. Silla, non contento di quanto già fatto, avrebbe continuato a colpire il suo connazionale anche con una bombola di gas se non fosse stato fermato da altri extracomunitari che dimorano nella baraccopoli. Fortunatamente in zona si trovava una pattuglia dei carabinieri della stazione di Taurianova impegnata nel continuo lavoro di verifica sul rispetto delle norme di comportamento emanate dopo l'emergenza coronavirus. I militari in servizio sono prontamente intervenuti bloccando l'aggressore. Sul posto sono poi arrivati i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Taurianova, che hanno ricostruito la dinamica anche grazie ai racconti dei residenti che si sono dimostrati collaborativi. A generare la violenta aggressione sarebbero stati futili motivi. Il 31enne ferito e Daouda Silla erano davanti a dei bracieri per riscaldarsi, abitano nella stessa baracca, quando improvvisamente hanno cominciato a discutere. Discussione drammaticamente degenerata fino alla violenta azione di Silla. L'uomo è stato fermato e condotto nel carcere di Palmi. Ovviamente resta in attesa di convalida del provvedimento restrittivo. C'è una bella storia di solidarietà, vediamola in questo servizio. Come vedete abbiamo scaricato in questo momento da Calabria Food di Pianolago tutto questo ben di Dio. Lo voglio ringraziare Calabria Food, però come al solito io dico i miei ringraziamenti, però li rimando a Gesù Cristo, perché praticamente, come dice il Papa Francesco, tutto ciò che facciamo per i poveri sono la carne di Cristo, quindi Calabria Food l'ha dato a noi il paradiso dei poveri per darlo ai poveri e quindi per darlo a Gesù Cristo, e quindi dico che è un atto veramente bello e il ringraziamento lo dà con il paradiso a tutti i componenti della Calabria Food. Grazie e Dio vi benedica. E noi vi lasciamo con la copertina di chiusura e il meteo. Grazie per averci seguito, grazie a regia Michele Cava, in Messina Onda Giuseppe Costanzo, vi auguriamo un buon proseguimento. Cosa ne sanno loro? Cosa ne possono sapere i bambini di un virus di fronte al quale anche noi adulti eravamo impreparati? Cosa possono capire di una situazione che li obbliga a stare a casa, privati della loro quotidianità, dei loro giochi, dei loro amici, delle passeggiate al parco? Ciao, come ti chiami? Dara.
Cecilia, Vittorio, Ernesto, Francesca, Salvatore, Mariano Pezzi, Sofia. Quanti anni hai? 1, 3, 9, 2, 9, 4, 7, 8, 9 e mezzo, 11, 3. Sai perché devi stare a casa? Per questo brutto coronavirus. Sì, il coronavirus è un'emergenza, quindi per la nostra sicurezza, per la nostra salute rimaniamo a casa. Perché c'è un virus moderno. Perché c'è coronavirus. Il coronavirus è fortissimo. Sai cos'è il coronavirus? È un virus che sta preoccupando persone a livello mondiale. È una malattia che fa ammalare le persone. È un morto spaventoso. È un mostriciattolo che fa ammalare tutte le persone. È un virus che colpisce alle vie respiratorie, fa mandare via il bimbi. È un virus che sta inventando tante persone, anche i dottori ultimamente. È un virus pericoloso che si sta spargendo in tutto il mondo. Cosa ti piace fare quando sei a casa? Aiutare mamma in cucina e a me piace molto leggere la mitologia greca. Mi piace stare con la mia famiglia e giocare con tutti quelli che sono a casa con me. Giocare con mamma. Giocare a padel nel mio giardino. Esprimi un desiderio. Il mio desiderio è che questo coronavirus non esiste. E mamma non va al lavoro. Poi vorrei essere a casa con tutti i miei nonni ad abbracciarli. Speriamo che questo coronavirus passerà, così che tutti noi bambini possiamo tornare a scuola, andare al parco giochi. Insomma, tornare tutta alla normalità. Vorrei che inventassero una cura per far passare il coronavirus. I bambini ci insegnano a trovare il positivo, la felicità e la speranza nei momenti più drammatici. A noi resta il compito di esaudire i loro desideri. Ultimi annuvolamenti, poi torna il bel tempo sulla Calabria. Permane ancora per la giornata di lunedì un flusso di correnti nord-orientali pilotate sul nostro territorio dal minimo depressionario presente sul mare Egeo. Domani cielo sereno o poco nuvoloso su Cosentino interno e Crotonese, annuvolamenti ancora sui versanti tirrenici con possibili ultime isolate precipitazioni sull'entroterra reggino e zone aspromontane. Tra poco è parzialmente nuvoloso anche sul settore ionico del Catanzarese e Reggino, dove sarà presente anche una ventilazione a tratti sostenuta da Grecale. Temperature in lieve aumento nei valori massimi. Passiamo a mari e venti. Domani Mar Tirreno e Ionio Cosentino poco mossi, tra mosso e molto mosso il settore ionico crotonese, Catanzarese e Reggino. Venti ovunque da Grecale, mediamente di intensità moderata, solo sul settore tirrenico Vibonese e Reggino spirerà da maestrale. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al sito www.meteoincalabria.com e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria.